fai la diretta anche sulla tua pagina Facebook? Eccoci qua. Certo, eccoci qua, siamo in diretta, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Abbiamo già collegata con noi Serena Pellegrino per quanto riguarda Sinistra Italiana. C'è stato nel weekend il congresso, no? La direzione per quanto riguarda anche capire cosa è emerso con col nuovo governo. Allora direttamente a lei la parola per capire insomma che direzione intraprende per quanto riguarda questa nuova maggioranza. Allora, noi abbiamo fatto il congresso 2 settimane fa e ieri abbiamo fatto l'assemblea nazionale, la prima assemblea nazionale si è conclusa ieri. Abbiamo deciso di fare questo congresso online, tra l'altro per la prima volta credo che nessun altro abbia fatto un congresso di un partito come abbiamo fatto in maniera un po' audace, abbiamo cercato di fare in maniera un po' audace noi e sinceramente abbiamo fatto bene perché questo è un momento delicato per la nostra storia e della nostra Repubblica, non ci siamo mai trovati in una situazione come questa, è la prima volta davvero e abbiamo deciso di fare il congresso online. Abbiamo riconfermato il segretario nella figura di Nicola Fratoianni, abbiamo votato la nuova Assemblea Nazionale di cui faccio parte come membro nazionale e come ero anche, adesso non so cosa accadrà nel prossimo coordinamento nazionale, ma insomma come referente ambiente del mio partito. E durante questa discussione di ieri abbiamo votato se sostenere o non sostenere questo governo delle larghissime intese, perché non si è mai vista una cosa del genere, dove all'opposizione abbiamo soltanto Fratelli d'Italia e noi abbiamo detto con la nostra Assemblea nazionale che non aderiremo a questo governo. Il dibattito è stato acceso, però su 140 membri dell'Assemblea nazionale solo 16 hanno detto che erano contrari al dispositivo che è emerso durante la nostra Assemblea, che dice no al governo Draghi, ma che continua a sostenere il percorso che è iniziato durante il governo Conte 2, non bis, perché non era un governo Conte bis, col governo Conte 2, quindi questa alleanza che si è concretizzata molto bene in un progetto ben condiviso, quello di Sinistra Italiana con il gruppo parlamentare LeU, con il Partito Democratico e anche con il Movimento 5 Stelle. Certo. Insomma, possiamo dire che c'è un po', qualcuno sta cercando di far passare questa larga intesa, come ha detto lei, non dico a taraluce e vino, però insomma i mal di pancia anche nella nuova maggioranza ci sono, no? Beh, bastava vedere le agenzie di oggi, insomma, abbiamo visto grossi mal di pancia da parte di Tajani, da parte di tanti esponenti di Forza Italia che adesso stanno cominciando ovviamente a battere il pugno sul tavolo dal momento che hanno adesso titolarità per poter dire al nostro primo ministro e tirargli la giacchetta nella loro direzione. Per esempio, il fatto che il ministro Speranza abbia proseguito sul lockdown per quello che riguarda le piste da sci, ha immediatamente fatto insorgere alcuni presidenti di regione come quello del Piemonte, ma anche tanti esponenti della destra, di Forza Italia, della Lega, dicendo noi non siamo assolutamente d'accordo, quindi cominciano già a evidenziarsi le linee politiche che sono evidentemente differenti, ma giusto che sia che in democrazia si devono esprimere. La cosa che ci preoccupa di più è il rischio che poi da adesso fino al voto del Presidente della Repubblica queste diatribe siano soltanto per riempire rotocalchi e le trasmissioni pollaio, quelle che come sai bene io non amo, e poi alla fine il primo ministro dice va bene, allora voi non siete capaci di andare d'accordo, decido io. Ecco, allora questo veramente sarebbe il vero rischio che noi andiamo a correre nel prossimo anno. Però Mattarella è stato chiaro, no? Ha detto o finalmente vi mettete d'accordo e fate il bene dell'Italia
altrimenti, sempre tra parentesi, riprendo nuovamente in mano io la situazione e chiaramente al Premier darò mandato per fare in un'altra maniera. Questo è un po' il riassunto, no, di quello Sì, che è emerso. in realtà mi piacerebbe un po' anche capire che cosa intenda Mattarella per il bene del paese, anche perché è di oggi la notizia che la Commissione europea aveva dato l'ok e il bollino verde al Recovery Fund del governo Conte 2. Quindi a questo punto che le varie Europe e le varie Italie si mettessero un po' d'accordo, andava bene o non andava bene? Allora probabilmente non va bene a un determinato establishment internazionale, non andava bene il percorso che stava portando avanti Conte, che peraltro aveva ceduto molto anche a buona parte di quella parte così, dei tavoli extra parlamentari ed extra governativi. E quindi anche avendo ceduto molto su quelle tematiche, evidentemente non era sufficiente. A questo punto abbiamo ceduto la nostra chiave del nostro tesoretto che ci è arrivato con questi 209 miliardi, peraltro voglio ricordare che 77 sono destinati alla transizione ecologica, 77 miliardi, il Ministero dell'Ambiente non ha mai visto questa cifra, forse da quando è stato costituito. Quindi credo che ci sia stata veramente una volontà a livello internazionale, di una certa parte internazionale, di spostare il boccino su Draghi. Draghi dal giorno dopo che è sceso dalla poltrona della BCE era scritto che prima o poi sarebbe salito su quella poltrona e purtroppo la maggioranza non ce l'aveva, mentre Conte in realtà aveva fatto una bella promozione di un programma che peraltro sfido chiunque nell'ultimo anno, tutto quello che abbiamo vissuto, a mantenere ancora quella popolarità. Senta, lei ha sottolineato una cosa importante, no? D'altronde se l'Europa decide nel bene o nel male, noi comunque dobbiamo gioco forza seguire Bruxelles, no? Perché se da una parte magari una maggioranza funziona, un capo del governo in un certo senso porta avanti quello che è il problema del proprio paese, però, ripetiamo, dall'altra parte qualcuno dice no, non va bene, bisogna cambiare, probabilmente ritorniamo indietro di 10 anni e gira la minestra sempre quella, no? Perché un po' ricorda quello che accade con Berlusconi quando praticamente fummo commissariati dall'Europa in un certo senso. Sì, questo sì, e tra l'altro anche rivedere Brunetta alla pubblica amministrazione, diciamo, a noi ha messo un po' di pelle d'oca, ecco, sappiamo benissimo, tutti quelli che lavorano nella funzione pubblica sanno bene che cosa hanno subito quando lui è intervenuto con i suoi taglieggiamenti. Sì, effettivamente è vero, l'Europa declina molto, pesa molto sulla bilancia dei governi, ovviamente non solo italiano, ma in generale. Però in questo caso Conte aveva avuto tutti via libera dall'Europa, per cui è stata veramente una posizione, una ricerca, diciamo, di crisi tutta fatta su altri tavoli, non sul tavolo dell'Europa. E bisogna essere onesti, perché tutto sommato il governo Renzi aveva già iniziato a promuovere determinate riforme che erano in linea poi alla fine con quello che vedremo adesso su questo governo. Non dimentichiamoci che il documento scritto da Colau era stato rigettato l'anno scorso dal Parlamento e oggi noi Colau ce lo ritroviamo entrato dalla porta principale. Quindi ci sono altre dinamiche che sono in gioco in questo momento, non sono solo quelle del tavolo della Commissione europea, anche perché la proposta così del cosiddetto governo Ursula non prevedeva l'ingresso pesante della Lega con Giorgetti su un ministero che gestirà tantissimi fondi e tantissime risorse. Questo va detto. Ecco, noi in questo momento ci poniamo non come osservatori, assolutamente no, ma saremo propositori,
portiamo avanti tutto quello che abbiamo sempre detto, torneremo a batterci su una reale conversione ecologica dell'economia e della società e non di questa falsa transizione ecologica che prevede l'utilizzo di questi 77 miliardi che verranno distribuiti in pochi tavoli dei grandi player. Secondo lei, mi permetta, senza entrare nelle parrocchie degli altri, no? Ma secondo lei questa idea di Grillo di inventarsi questo strano ministero che solo in Italia non siamo capaci di inventarci qualcosa dal niente, no? Ma secondo lei i primi a non capire sono stati quelli dei 5 Stelle, perché gli hanno detto una cosa e poi è venuto a fare un'altra, no? Però da quello che capiamo, insomma, come ha detto lei, c'è troppo scotch legato male per tenere in piedi questo nuovo esecutivo Draghi, no? Ma sì, assolutamente. Comunque non se l'è assolutamente inventato Grillo, questo ministero, un ministero che esiste anche in altri paesi, come per esempio quello della Francia, anziché chiamarlo transizione ecologica, l'ha chiamato transizione energetica, che peraltro non sta godendo di buona salute, questo lo dobbiamo dire. E peraltro questa transizione ecologica, va detto, la maggior parte delle persone non lo sa, ma è stata ben declinata anche durante la COP21 di Parigi, e dove, come dicevo prima, i players internazionali giocano una partita importantissima. Giusto per fare un esempio, le 7 sorelle chiedono che venga applicata la carbon tax sui cittadini, ricordiamoci, la carbon tax sui cittadini, non tanto per fare un percorso di reale transizione ecologica e quindi di riduzione del danno attraverso delle scelte a monte, ma della riduzione del danno catturando la CO2 e mettendola sotto i fondali marini, per esempio del nostro Adriatico, perché a Ravenna, nel medio Adriatico, già questo si sta facendo. E chiedono loro i denari della carbon tax, e quindi dei cittadini, per poter fare loro stessi poi i disinquinatori, per poter continuare a inquinare e poi essere disinquinatori. Questo è ovviamente un ossimoro, noi ci batteremo perché questo non accada, e purtroppo però questo è uno dei principi fondamentali che si porterà avanti su questo governo. Senta onorevole, poi la lascio perché anche lei giustamente ha i suoi impegni e intanto la ringrazio per questa chiacchierata. Per concludere, fra un mese, se ci rivediamo magari per parlare un po' anche di altre cose, sempre legate al tema a lei più caro, che può essere l'ambiente, l'ecologia, ma anche le infrastrutture, visto che lei è un architetto, insomma, e mastica, come si dice, cemento in un certo senso. Secondo lei, fra un mese parleremo di un nuovo governo Draghi o staremo a parlare di qualcos'altro? Allora, io prevedo così, poi insomma la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, però ricordo che cosa è successo con Monti. I primi 4 mesi tutti buoni e tranquilli, hanno comunque votato tutto, digerito tutto quanto. Dopo 4 mesi hanno cominciato veramente a litigare pesantemente. Allora, capiamoci, alla Camera Leo, la parte di Leo che ha aderito al governo Draghi, più il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno una maggioranza assoluta e quindi in qualche modo hanno un peso anche abbastanza importante. Il vero problema è sempre al Senato, che la maggioranza è relativa. E allora bisogna capire quanto c'è di desiderio di ribaltare il tavolo, di mandare a casa Draghi, oppure di tenerselo stretto. Draghi è stato molto abile, perché sostanzialmente a tutti i partiti che hanno detto ok, gli ha detto datemi a te 3 nomi, a te 2 nomi, no? E di fatto poi ogni partito ha dato il suo capocorrente, no? Il Partito Democratico ne ha 3, Brunetta e i suoi altrettanto e via. E poi li ha ben distribuiti per riuscire comunque a garantire anche il voto politico. Però nei ministeri chiave lui ha messo chi ha una visione politica ben precisa. Perché Giorgetti ha una visione politica precisa, perché Cingolani sappiamo bene da dove viene, la transizione ecologica fatta da uno che viene da Leonardo, insomma è un po' come mettere il boia, no? Com'è che si dice di solito? E poi abbiamo Colau, insomma cifre importanti. Non lo so, staremo a vedere. Noi, come ripeto, non saremo osservatori, saremo proponenti, ecco, di questo governo, e vediamo se possiamo fare qualche virgola. Dunque possiamo aspettarci i franchi tiratori.
anzi, pardon, franchi e tiratori, per la precisione. No, da parte nostra non ci saranno franchi tiratori perché abbiamo espresso in maniera chiara. Ecco, un passaggio invece vorrei dirlo è che abbiamo persuaso con il nostro documento approvato ieri 2 senatrici, la Elena Fattori e Paola Nugnes, che hanno condiviso quanto uscito dall'Assemblea nazionale di ieri e quindi sosterranno la nostra posizione. Bene, io ringrazio Serena Pellegrino di Sinistra Italiana, collegata, ricordo ancora, a Liberi e Uguali, per questa partecipazione. Ringrazio i nostri amici e amiche alla visione e all'ascolto. Per quanto riguarda invece le news, vi diamo appuntamento intorno alle 15:30 con l'edizione flash del nostro videogiornale, poi alle 16:30 torneremo in diretta con un altro ospite, parleremo di una bella iniziativa legata a Federcalcio del Friuli Venezia Giulia per il Lupo, ma chi vuole saperne di più, 16:30 saremo collegati di nuovo in diretta. Grazie onorevole, buon pomeriggio anche a lei. Grazie a voi, saluti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.